A Nimis il ricordo solenne di Antonio Comelli, una guida indiscussa capace di interpretare la straordinaria forza di ripartenza dei sindaci e dei cittadini friulani dopo il terremoto del 1976. Era doveroso ricordare la figura dell'avvocato Comelli in quanto presidente della ricostruzione, come ho avuto modo anche di dirlo nel mio discorso, un uomo figlio di Nimis appunto, che partendo da Nimis ha saputo diventare un pilastro per quanto riguarda poi, per quanto è riguardato il futuro della nostra regione, in particolare in quei terribili momenti del terremoto. Non solo l'emergenza, Comelli ha guidato la profonda trasformazione economica e sociale della regione, aprendo il Friuli al mondo e insegnando il valore dell'unità istituzionale oltre le appartenenze politiche. Antonio Comelli è una figura senz'altro importante, difatti giustamente si dice è il presidente della ricostruzione, non solo perché ha occupato l'incarico, ma perché si è adoperato molto nella ricostruzione. I risultati ci sono stati per l'impegno di tutti, a partire anche dalla gente, perché anche la gente è stata disponibile, sentiva i valori della comunità, eccetera. Comelli comunque è sempre stato una guida paziente, attento, si medesimava nei problemi, ci ragionava sopra, garantiva anche l'unità, diciamo, di intenti sulla ricostruzione da parte di tutti i partiti che non hanno negato se stessi, sono rimasti se stessi, però sulla ricostruzione hanno lavorato insieme e quindi possiamo dire che tutti insieme, dalla gente ai loro rappresentanti, hanno scritto questa bella pagina della storia del Friuli. Comelli è stato l'artefice principale del modello Friuli, un sistema di ricostruzione post-sisma diventato un punto di riferimento internazionale per efficacia e rapidità. Un gigante della ricostruzione, il presidente della ricostruzione, oggi l'abbiamo omaggiato con una cerimonia appunto sia qui in cimitero preceduta dalla messa, sia con un ricordo che è un ricordo sentito e profondo da chi ha lavorato con lui, da parte di chi l'ha conosciuto, ma anche di noi amministratori di oggi, figli della ricostruzione, che ritroviamo grazie alla sua lungimiranza i frutti del suo impegno.